La scuola dell'infanzia e primaria Beata Maria de Mattias di Sora ha inaugurato il nuovo anno scolastico lunedì 3 ottobre e nell'occasione ha voluto festeggiare i nonni. Dal 2005, infatti, in Italia il 2 ottobre è stato scelto per festeggiare i nonni, giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia gli angeli custodi. Nel cortile della scuola, gli alunni della scuola primaria hanno accolto nonni e genitori che hanno partecipato ad un momento di preghiera guidato dal missionario del Preziosissimo Sangue Don Oliviero per affidare al Signore il nuovo anno scolastico e poi, con canti e poesie, dimostrare tutto l'affetto per i cari nonni. A salutare e ringraziare i tanti intervenuti la dirigente scolastica Suor Silvana Diomede. Ci siamo riuniti questa mattina per chiedere al Signore, tutti piccoli e grandi, un aiuto particolare per trascorrere bene quest'anno. I problemi non mancano e voi li sapete meglio di me. E allora abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Allora questo non è la Santa Messa, è un momento di preghiera, sia per i piccoli che per i grandi. E poi avremo la festa dei nonni. Abbiamo iniziato questo anno scolastico con la benedizione del Signore, perché questa è una scuola cattolica, e abbiamo anche fatto festa per i nonni oggi, perché sono una colonna portante del cammino delle famiglie. Se non ci fossero i nonni, le famiglie sarebbero davvero in difficoltà. Grazie a loro, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, una bella partecipazione oggi. I bambini erano visibilmente commossi pensando ai loro nonni. Allora continuiamo in questo rapporto di comunione fra noi e con il Signore, e che Dio vi benedica tutti. In un contesto gioioso e divertente, i bambini, sapientemente preparati dalle insegnanti, con poesie, canti e parole, hanno espresso tutto l'amore, l'affetto, la riconoscenza verso gli amati nonni, punto di riferimento per la famiglia. La giornata è stata anche l'occasione per testimoniare quanto i nonni siano fondamentali nella vita dei bambini ed ha riscosso grande consenso, riempiendo i volti dei tanti presenti di commozione. Viva i nonni, nonni cari, nonni preziosi, nonni giovani. Viva i nonni, nonni cari, nonni premurosi, nonni pieni di bontà. I pensieri di affetto ed amore dei bambini della scuola primaria e dell'infanzia sono arrivati anche ai nonni che sono in cielo. I nonni cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire. I nonni viaggiano in bicicletta e si ritrovano per un caffè. Fanno la spesa senza tanta fretta